mio nome è Sergio Boldrin, sono mascheraio e pittore, sono qui in questo negozio ormai da 31 anni, lavoro maschere in cartapesta e dipingo tele ad olio. E le maschere sono lavorate nella maniera tradizionale, con la tradizione nostra di Venezia. In cartapesta si lavora senza ausilio di macchinari o di tecnologie moderne, ma nella maniera tradizionale, sin dal 1200, quando i maschereri iniziavano a preparare maschere per le feste, per il carnevale e per l'aristocrazia veneziana. Ho cominciato nel lontano, se ormai dico lontano, 79, quando il carnevale praticamente è riesploso con la Biennale e una compagnia di ragazzi abbiamo iniziato a creare le prime maschere. Da lì è stata come un po' una scintilla per riscoprire il mondo della maschera. Importante in questo momento a Venezia appunto identificare la maschera in cartapesta, perché siamo ormai circondati da negozi, da maschere fatte in Cina, in plastica o in materiali sintetici che non hanno niente a che vedere con la nostra tradizione. L'importante è anche sottolineare il lavoro artigianale artistico a Venezia, un lavoro che sta purtroppo sparendo, non c'è più una tradizione, si fa fatica a mantenere i laboratori aperti. Io cerco nel mio piccolo di crescere e di continuare la tradizione insegnando il mio lavoro a mio fratello, a mia figlia e a mio nipote. Sì, lavori sempre in cartapesta, una curiosità, una cosa a cui tengo particolare. Quando ho iniziato a fare maschere, una delle prime visite ancora da ragazzo si andava a Carezzonico a vedere il museo del Settecento veneziano. Quando ho cominciato le maschere sono ritornato per ispirarmi a qualcosa, per vedere un po' di storia, e l'affresco di Pulcinella del Tiepolo, che è un affresco dell'altalena di Pulcinella del Tiepolo, mi ha ispirato a dipingere ad olio delle maschere a forma di quadro. E sono state le prime maschere diciamo, in cartapesta che rappresentavano ad olio dei dipinti o degli affreschi veneziani. Quando diciamo creare maschere vuol dire creare dei calchi, cioè dall'inizio l'increta, creare il positivo, dal positivo il negativo e poi la maschera. Perciò come calchi siamo intorno ai 150 più o meno. No, onestamente la maschera è un mondo veramente incredibile, cioè praticamente la maschera è scultura, perciò è tutto, dalla storia, che già solo con la storia potresti lavorarci 3 vite a fare calchi, alla fantasia ispirata anche dalla natura, cioè i soli, le lune, cioè foglie, tutto, un mondo fantastico, anche le decorazioni, poi è un mondo che il problema di un mascheraio quando lavora con passione non è il tempo, cioè non è trovare i soggetti, ma è trovare il tempo per farli. Sì, avrei piacere a tutti i nostri amici che vengono a Venezia di dare un consiglio, di camminare lenti, di non correre, di fermarsi dove ci sono delle situazioni particolari, e ce ne sono ancora, di scoprire la città anche negli angoli un po' più lontani da Rialto, da San Marco, e soprattutto non aver fretta. Come diceva San Francesco, allora, una persona che lavora con le mani è un operaio, una persona che lavora con le mani e col cervello è un artigiano, una persona che lavora con le mani, col cervello e con l'anima è un artista.